un vero piacere raccontare un po' questa mia grande avventura di cineoperatore della Sartiglia o di tante cose che faccio oltre la Sartiglia. E diciamo che sono stato sempre un grandissimo appassionato di questa giostra, sin da piccolo. Ce l'ho nel cuore perché sono anche oristanese. Registravo sempre le trasmissioni con i videoregistratori, ho tanti VHS qui degli anni 80, 84, 85, 86. E a cavallo tra Natale e Capodanno, tra il 90 e il 91, mia moglie mi regalò una telecamera, la mia prima telecamera, la telecamera Explorer, che funzionava con i VHS. E da lì ho provato a riprendere e da lì è nata la mia grande emozione dei video. Ho provato a inserire le musiche e lì ho condiviso veramente la gioia di abbinare il video con la musica. Sono stato sempre un grande appassionato della musica. La musica New Age è la mia preferita. E da lì è stata una carrellata di emozioni che ogni anno mi dedico nei particolari soprattutto a fare queste grandi cose, ma io ringrazio molto i Cavalieri della Sartiglia che mi fanno fare queste belle riprese. Le emozioni più belle nel 92 è l'anno di Paolo Casu, la domenica per la prima volta sono sceso sulla pista con la mia telecamera e lì mi batteva forte il cuore. Mi sta battendo anche adesso perché mi ricordo che questa immensità di colori, questo oceano di colori che ti passavano davanti e tu per la prima volta che filmavi questi cavalli, queste rosette, queste belle maschere che io ho collezionato qui e che me le tengo care, è stata una grande emozione. Una grande emozione poi l'anno che nel 99 del martedì, quando il grande cavaliere Aldo Cossu, che ora non c'è più, che ci guarda da lassù, mi aveva promesso questa stella che viene appesa, la stella d'argento, quando il cavaliere prende la stella. Adesso la prendo, magari così la inquadrate. E questa è la stella che mi ha regalato Aldo Cossu. Me la tengo attaccata al mio cuore perché questa è un ricordo per me bellissimo. E mi ricordo questo borsone pesantissimo che mi portavo sulle spalle. Adesso vi dico anche gli orari da quando uscivo da casa. Partivo alle 8 di mattina perché mi facevo i primi filmati nelle scuderie, perché molti cavalieri ci tenevano alle mie riprese. Cioè, Pino, non mancare, vieni a farci le riprese. Poi verso le 11 dovevo seguire Shogun Poidori che andava verso la vestizione, poi filmavo la vestizione, le stelle, le pariglie, la svestizione, poi erano già le 8, le 8 e mezza e mi dicevano guarda che devi filmare anche alla cena per finire tutto. Praticamente rientravo alle 4 di mattina, dalle 8 di mattina con questa mia telecamera. Ero più giovane, ero più forte, ma sono forte anche adesso, fin quando ce la faccio tutte le riprese. Mi è venuta questa bella idea di cercare com'era la Sartiglia di un tempo. Ho trovato un filmato del 49 di 3 minuti di Demetrio Vargio con Poidori, che è un cimelio, voglio dire, è una cosa rarissima. Poi ho trovato spezzoni del 55, 56, 57, anni 70, tutto quello che trovo, anche se durano 30 secondi, un minuto, per me sono gioie, perché la Sartiglia è bella per queste cose. Paragonare la Sartiglia di un tempo a quella di oggi, bellissima. La Sartiglia è sempre bella, però le cose antiche sono meravigliose. Guai se un oristanese non ama la Sartiglia. Quando vediamo il Shogun Poidori non pensiamo a quello che c'è dentro, ma vediamo l'immagine del capocorsa. Allora ci immedesimiamo in lui, è una cosa fantastica. Molti paragonano il costume della domenica più bello a quello del martedì. Non è affatto vero, il simbolo, il costume di Shogun Poidori e la maschera è una cosa che fa rabbrividire tutti gli oristanesi. Per me la Sartiglia è un dono del Signore averla data agli oristanesi.